Eder. Mac. Pallister. Nel cuore dell'intricata vicenda sulla morte di Liliana Resinovic, emersa nuovamente durante la puntata del 30 aprile 2025 di Chi l'ha visto, la giornalista Chiara Ingrosso ha fornito dichiarazioni destinate a riaccendere i riflettori sul comportamento del marito della vittima, Sebastiano Visintin, e sul controverso episodio del ritrovamento dei cordini, ritenuti potenzialmente compatibili con quello che avvolgeva il corpo di Liliana. Durante la trasmissione, Ingrosso ha raccontato di essere stata lei a vedere e maneggiare per prima quei cordini, sostenendo che fu Visintin a mostrarli spontaneamente e che solo successivamente, di fronte alla prospettiva di portarli in questura, l'uomo le avrebbe chiesto di riferire. Nel caso le fosse stato chiesto, che era stata lei a domandargli di cercare una penna, nella cui occasione avrebbe trovato il materiale. Fece tutto lui, ha ribadito ora la giornalista, indicando che la storia del pretesto della penna non corrisponderebbe alla verità dei fatti, ma sarebbe stata una costruzione suggerita da Visintin per giustificare il ritrovamento. Le affermazioni di ieri segnano un'inversione rispetto a quanto dichiarato dalla stessa giornalista agli inquirenti nel marzo 2022, nel verbale redatto e sottoscritto il 17 marzo di quell'anno. In quell'occasione, rispondendo alle domande della polizia giudiziaria, Chiara Ingrosso dichiarò: «Durante le interviste e/o i colloqui con Visintin non gli ho mai chiesto se in casa avesse dei cordini. Gli ho chiesto dei sacchetti di nylon e di altri particolari, ma mai del cordino». Riguardo alla conversazione con l'avvocato di Visintin, Ingrosso confermò: «Sì, lunedì scorso sono stata a Gorizia con la mia troupe ad un incontro con l'avvocato Bevilacqua. In quell'occasione gli ho parlato delle matasse di Spago e lui mi ha risposto che al momento Visintin era fuori Trieste e che al suo rientro ne avrebbe parlato con lui, consigliandogli di portarli in questura». Particolarmente significativa è anche la risposta alla domanda se Visintin le avesse mai chiesto di dire alla polizia qualcosa di diverso da quanto riferito. «Non mi ha mai chiesto questa cosa. Credo però che Visintin ricordi l'episodio in modo diverso». La giornalista riferì poi un particolare interessante. Dopo un primo confronto in videochiamata e un successivo incontro, Visintin avrebbe manifestato reticenza nel portare i cordini in questura, temendo che, alla luce del DNA ritrovato su uno dei cordini con cui era stato legato il corpo di Liliana, quel gesto potesse essere frainteso. Mi ha detto che non era più tanto sicuro di farlo perché, ora che era uscito il discorso del DNA, temeva commenti negativi, come se un gesto fatto di buon cuore potesse essere travisato come un tentativo di depistaggio. Alla domanda se avesse mai chiesto a Visintin dell'esistenza di eventuali scritti della moglie, Ingrosso rispose di sì, spiegando che l'uomo negò con decisione. Mercoledì sera, dopo essere stato sentito in questura, mi disse che la polizia aveva insistito sull'argomento, ma lui aveva confermato di non aver trovato nulla. Ho insistito anch'io, ma lui ha continuato a negare, molto turbato, come se non dovessi insistere ulteriormente. Il confronto tra le dichiarazioni rese pubblicamente ieri sera e quelle verbalizzate con gli inquirenti nel 2022 evidenzia un cambiamento non irrilevante nella narrazione dei fatti da parte della giornalista. Se nel verbale ufficiale Ingrosso afferma di non aver ricevuto pressioni o suggerimenti diretti da parte di Visintin, nella ricostruzione televisiva emerge invece un quadro più ambiguo, in cui l'uomo avrebbe cercato di orientare, seppur in modo indiretto, la narrazione del ritrovamento dei cordini. Questo scarto tra le due versioni potrebbe acquisire rilevanza nel contesto di eventuali sviluppi investigativi, soprattutto se si considera il ruolo centrale che i cordini rivestono nel giallo della morte di Liliana Resinovic. Il fatto che Sebastiano Visintin, come anche da lui stesso confermato, abbia esitato a consegnarli alla polizia temendo ricadute negative, aggiunge ulteriore complessità a un caso che, dopo più di 3 anni, continua a presentare ombre, ambiguità e dettagli ancora da chiarire. Un nuovo mozzicone di sigaretta, rinvenuto durante un recente sopralluogo sulla scena del crimine, sarà oggetto nei prossimi giorni di un'analisi tecnica finalizzata alla ricerca di eventuali tracce di DNA. Questo nuovo elemento investigativo si aggiunge al complesso mosaico probatorio del processo per l'omicidio di Alice Neri, la giovane mamma di Ravarino trovata carbonizzata nella sua auto nelle campagne di Concordia sulla Secchia il 18 novembre 2022.
Il mozzicone, in parte combusto, è stato scoperto tra i detriti all'interno della Ford Fiesta di Alice durante un accertamento effettuato alla presenza dei consulenti del tribunale e delle parti, un'ispezione chiesta dalla difesa dell'imputato Mohamed Galoul. L'obiettivo dell'iniziativa era verificare se tra i numerosissimi resti, oltre 20 sacchi di detriti conservati dagli inquirenti, potessero esserci oggetti ancora utili ai fini processuali. Il nuovo mozzicone non va confuso con quello già analizzato nei primi mesi di indagine, su cui erano stati rilevati i profili genetici sia della vittima che di Galoul. Il recente reperto apre dunque a nuove possibili valutazioni, benché il suo stato parzialmente bruciato possa complicare le analisi. La presidente della Corte d'Assise di Modena, dottoressa Ester Russo, ha formalmente disposto l'accertamento tecnico, la cui esecuzione potrebbe apportare elementi chiarificatori o, al contrario, generare ulteriori spunti di controversia tra accusa e difesa. L'attenzione sul processo si è riaccesa anche per via dell'udienza aggiuntiva fissata per il 7 maggio, in cui i consulenti riferiranno sull'esito del sopralluogo e sugli sviluppi legati al mozzicone. La decisione di fissare un'ulteriore udienza ha suscitato non poche polemiche. La difesa, da una parte, continua a ritenere fondamentali ulteriori approfondimenti per chiarire le circostanze della morte della giovane, mentre i familiari della vittima, dall'altra, denunciano un prolungamento ritenuto inutile e doloroso del processo. Durante l'udienza di ieri, ha inoltre preso la parola un parente di secondo grado dell'imputato, fornendo una testimonianza considerata contraddittoria in merito allo stato degli abiti di Galoul la mattina del 18 novembre 2022. Secondo l'accusa, l'uomo si sarebbe presentato a casa di alcuni amici con i pantaloni sporchi d'olio, elemento che potrebbe collegarlo all'incendio dell'auto della vittima. Tuttavia, la difesa, rappresentata dall'avvocato Roberto Ghini, ha contestato la coerenza delle dichiarazioni rese. Uno dei soggetti escussi aveva detto in un'intercettazione di aver visto Galoul sporco d'olio, ma in realtà dalle stesse conversazioni emergevano dubbi. Non c'è mai stata una conferma inequivocabile, ha dichiarato il legale. A complicare ulteriormente il quadro c'è anche la decisione della Corte di ascoltare nuovamente una delle 3 persone già sentite nell'incidente probatorio. Secondo la difesa, si tratta di un passaggio necessario per fugare le contraddizioni. Ma per i legali della famiglia Neri, gli avvocati Cosimo Zaccaria e Marco Pellegrini, queste udienze non fanno che riaprire ferite e ritardare la possibilità di dare sepoltura alla vittima. Parliamo a nome della madre e del fratello di Alice, ha detto Zaccaria, che non comprendono la logica di queste nuove udienze e chiedono solo di poterla piangere in pace. Il processo è in corso da 1 anno e mezzo e questi nuovi accertamenti non aggiungono nulla di realmente rilevante. Anche l'avvocato Pellegrini ha espresso forte critica. Stiamo ripetendo in corte d'assise passaggi già affrontati in fase di incidente probatorio davanti al GIP. L'estensione di questo procedimento sta assumendo un carattere ultrattivo che non riteniamo più giustificabile. È stato dato alla difesa uno spazio che non condividiamo. A pesare sul quadro probatorio resta l'assenza di elementi cruciali. Non è mai stata ritrovata l'arma del delitto e nemmeno il cellulare della vittima, fatto sparire la notte dell'omicidio. Proprio su questi vuoti ha sempre puntato la difesa di Galoul per sostenere la tesi che il proprio assistito non fosse da solo o quantomeno che le responsabilità non fossero state pienamente chiarite. L'udienza del 7 maggio sarà dunque un momento chiave per comprendere se gli accertamenti in corso potranno davvero portare a una svolta o se contribuiranno solo ad allungare i tempi di un procedimento già segnato da tensioni, dolore e forti contrasti tra le parti. Il 30 aprile 2025 un tragico ritrovamento ha scosso la comunità di Zinasco nel Pavese. Il corpo senza vita di un giovane turista tedesco di 23 anni è stato scoperto sull'argine del fiume Po, nella località di Bombardone. Il cadavere presentava una profonda ferita alla gola e accanto ad esso è stato rinvenuto un grosso coltello da cucina insanguinato. La scoperta del corpo. Il giovane era arrivato in Italia il 26 aprile insieme a 4 amici, con l'intento di trascorrere alcuni giorni in campeggio nella zona del Silver Lake, un laghetto privato noto tra gli appassionati di pesca, situato nei pressi di Zinasco.
La mattina del 30 aprile, intorno alle 8:30, è stato visto per l'ultima volta dai suoi compagni. Preoccupati per la sua assenza, gli amici hanno iniziato a cercarlo. Intorno alle 11:30, due pescatori che si dirigevano verso la lanca di Zinasco hanno trovato il corpo e hanno immediatamente allertato le autorità. Le indagini in corso. I carabinieri del comando provinciale di Pavia, coordinati dal comandante Sandro Colongo, sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Sia l'omicidio che il suicidio sono al vaglio degli inquirenti. Il corpo è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia per l'autopsia, che sarà fondamentale per chiarire le circostanze della morte. Un mistero da risolvere. La zona in cui è stato trovato il corpo è un'area di campagna aperta, vicina a un laghetto frequentato da appassionati di pesca. Gli amici del giovane hanno riferito di non aver notato nulla di insolito prima della sua scomparsa. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali prove per ricostruire gli ultimi momenti di vita del ragazzo. La comunità locale è scossa da questo tragico evento e si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.